Mi sembra circostanze assolutamente distinte rispetto a quelle che sono le questioni penalistiche che li riguardano e che mi riguardano. Commenta così l'avvocato Fabio Crea, difensore dei tre giostrai, la notizia che uno di loro, Jason Granziol, abita regolarmente in un alloggio Ater. Tra l'altro, sottolinea Crea, un'eventuale cattiva condotta sarebbe attribuibile solo al conducente della macchina, tuttora agli arresti, piantonato in ospedale. Ricordo, per chi evidentemente forse lo ha dimenticato, che i due ragazzi che sono stati sostanzialmente scarcerati non erano coloro che erano alla guida dell'autovettura, quindi comunque non sarebbero gli autori materiali di quella condotta. Ma nell'opinione comune la perplessità rimane: chi vive in un alloggio pubblico con tutti i benefici del caso dovrebbe quantomeno comportarsi onestamente. Questo in teoria; nella pratica, se l'alloggio già lo si è ottenuto, far andar via qualcuno che finisce in guai anche giudiziari non è così semplice. Per affrontare la questione nelle scorse ore si sono sentiti al telefono il sindaco Conte e il presidente dell'Ater, Luca Barattin. Ci siamo accordati sul fatto che alla luce di questo è bene che ci troviamo, ma sicuramente quanto prima, per fare la mappatura un po' delle situazioni di Treviso. Ci sono alloggi dell'Ater ma anche alloggi comunali, stiamo parlando quindi di 1800 alloggi, e ci troveremo sicuramente quanto prima, faremo un'analisi anche di eventuali segnalazioni che il Comune ha ricevuto o che ha del sentore, e dopodiché faremo un documento congiunto e magari andremo a discuterlo in prefettura.